Alessandro Paternoni. Buonasera a tutti. Io volevo chiedere, ma l'utero in affitto è illegale in questo Stato? Giusto? Allora, io chiedo, ma Nichi Vendola, va bene, Nichi Vendola, qualsiasi cosa sia comunque quello è, no. Nichi Vendola non ha fatto una cosa illegale? Stiamo uscendo però dal No, è dentro perché è sempre dentro. C'è la domanda, signora. È questa la domanda. Nichi Vendola non ha fatto una cosa illegale? Perfetto, grazie. E la seconda domanda, scusami, dopo il signore poco fa ha detto che qualcuno, un prete, non so adesso, mi scusi esattamente, le ha detto se quello che fai ti rende felice non sbaglio. Ho fatto giusto? Ho capito giusto? Più o meno sì. Più o meno. Allora io dico, ma se anche un pedofilo lo rende felice, Danilo Vestegato. Prima il magistrato Gattuso ha sottolineato l'importanza della appartenenza dell'Italia a un sistema multilivello, giuridico multilivello, sottolineando l'importanza della sentenza Oliaretti contro l'Italia del luglio 2015. Ecco, questa sentenza ha condannato l'Italia per il mancato accesso delle coppie omosessuali ad alunni. Mi domandavo perché in Italia questa sentenza è così poco conosciuta dall'opinione pubblica e perché appunto non è stata in un certo senso pubblicizzata data il suo notevole valore. Grazie. Elena De Vigo. Sì, io sono una mamma di un figlio gay e come me siamo tante famiglie. Io personalmente ringrazio l'onorevole Cerinà per tutta la passione e la fatica e sicuramente più che grazie perché ce l'ha messa proprio tutta e non soltanto lei. Ecco, però quando insieme con tanti genitori ci parliamo, ci confrontiamo, molti di noi sono famiglie, diciamo così, tra virgolette, tradizionali, ci siamo sposate, anch'io mi sono sposata in chiesa, abbiamo allevato con amore e dedizione i nostri figli, gli abbiamo prima di tutto insegnato a essere persone serie, responsabili, corrette. Quello che ci ha fatto tanto male è, io sono un'appassionata delle dirette del Parlamento, è veramente questa mancanza di rispetto nei confronti della vita quotidiana, perché quando la televisione o i giornali abbiamo fatto vedere le quasi 100 piazze in Italia per il 23 gennaio, ecco, vuol dire che le persone LGBT non sono 4 gatti, sono tante. E voi non immaginate cosa vuol dire per un ragazzino giovane che magari frequenta la scuola dover affrontare tutti i giorni il sarcasmo, l'ironia, le parolacce che non vengono solo dai compagni, molto spesso vengono anche dagli insegnanti. Non tutti, per carità, ma c'è anche questo. Allora, se noi accettiamo che di queste cose non si possa parlare, io non posso andare in una scuola a dire per favore cercate di moderare, no, perché allora mi si dice che faccio propaganda omosessualista. Grazie. E se allora lei mi dice sì, dobbiamo mirare al matrimonio egualitario, noi chiaramente è questo che abbiamo sempre chiesto e quello che vogliamo, però se continuiamo a evitare di nominare le cose per non dire le parole, continuiamo ad avallare che i nostri figli non sono uguali agli altri. Ecco, su questo direi un attimo. Grazie, grazie per la sua risposta.
Stato Lucio Di Colla. Sì. Grazie. Solo una piccola domanda. In Italia siamo sempre così identificati molto provinciali perché parliamo pochissimo inglese, no? Ma che necessità è di usare una terminologia inglese in una legge italiana? Io sono completamente in disaccordo su questo perché può sembrare quasi un provincialismo dalla parte contraria, fermo restando che questa legge, volevo premettere, mi va, cioè sono molto soddisfatto di questa legge e quello che diceva... Ma lei ha letto la legge? Perché non mi risulta che ho usato il termine in inglese. No, Lo usiamo noi forse come stampa per... parlavo a proposito dell'articolo 5 che poi è stato cassato. Su quella che era originalmente. Però non c'è la parola in inglese. Era lo step side adoption. No, non è. La legge Penso la conoscano. L'articolo 5 recitava: è esteso alle parti dell'unione civile l'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera B. Quello era l'articolo 5. È la stampa e la televisione che hanno usato questo termine, ma nella legge non esisteva. Né nella prima, né nella seconda, né neanche nella quarta stesura. La ringrazio della precisazione e mi fa molto piacere. Chiudiamo questo giro con Matteo Gravina. Allora, nelle slide che abbiamo visto in precedenza, scusate la voce che sono raffreddato, abbiamo visto che paesi europei come per esempio il Portogallo e l'Irlanda hanno, pur essendo cattolici, hanno adottato il matrimonio egualitario. Però so io che l'Irlanda ha vietato l'aborto e il Portogallo gli ha messo i bastoni fra le ruote in modo palese, cioè è quasi impossibile ottenerlo. Parliamo dell'Italia però, se è possibile. Sì, no, devo dire, la domanda è questa. Voi avreste barattato per avere il matrimonio egualitario e invece tagliare sull'aborto come hanno fatto questi paesi, o per voi sono quei paesi che sono medievali? Grazie. Che ho sentito quella parola lì, medievale. Grazie. Grazie dei vostri interventi che ho davvero molto apprezzato. Io vorrei una riflessione piani alti, per favore, sul perché nella nostra società questa legge, che questa sera in parte l'abbiamo visto, ha scatenato una rivoluzione apparentemente morale, poi rispettando per ciascuno la propria, quando accettiamo come società, con ormai quasi noncuranza, la corruzione, il femminicidio, la violenza sui bambini, il fatto che i nostri figli devono andare all'estero. Mentre seguivo questo iter disastroso che ci ha ricordato la Monica Cirinà questa sera, anche con le sue angosce personali, le sue disperazioni quando ha detto è finita, e poi ce l'abbiamo fatta con la precisazione. Allora, durante questa cosa io riflettevo, dico, ma perché non riusciamo, come anche voi magistrati che vivete quotidianamente, cioè abbiamo assistito a due ragazze che per divertimento hanno squartato un terzo coetaneo per sapere cosa si prova a squartare e torturare. Allora, io vorrei almeno la metà dell'indignazione o della levata di scudi per queste cose, e vorrei una riflessione come senatori, come magistrati, sul perché invece in Italia queste cose, cioè il resto delle cose a mio parere molto più rilevanti, non scuotono l'animo in questo modo. Mi tolgo un sassolino perché sono in questo momento mi dichiaro ateo, ma ho una forte formazione cattolica e mi rivolgo agli amici cattolici. Per fortuna, oltre alla Bibbia è arrivato il Vangelo, Gesù Cristo, perché nella Bibbia si trova anche che potete uccidere il vostro vicino di casa, nella Bibbia trovate che potete torturare i nemici. Per fortuna è arrivato Gesù Cristo e ha fatto anche un passettino avanti.
e tra l'altro andava più volentieri con le prostitute che con chi sapeva cos'era questo italiano. Sì, sarò veloce e poi mi aggancio al fatto che quelle persone lì non aiutano veramente chi crede ai cattolici. Io sono una credente, volevo solo intanto ringraziare le senatrici, Laura ma soprattutto Monica, e dire quando è che avremo anche la legge sulle adozioni? Speriamo che non abbia un iter così lungo. Grazie.